solito sulla pagina di FISE Veneto. Quest'oggi siamo con Antonio Piovan, tecnico federale. Siamo nelle scuderie del CED di Mogliano Veneto. Il tempo non è bello come domenica, ma insomma sta tenendo per questo stage rivolto a, spiegami. A degli atleti veneti, prima cosa, rigorosamente veneti, voluti fortemente dal presidente Chiara Campese, ed è... Ricordiamo, giusto per chi non sapesse, per chi non conoscesse, perché noi cerchiamo sempre anche al fine di diffondere le discipline anche al di fuori di chi è già lì dentro, parliamo di salto ostacoli. Il salto ostacoli, sono rivolto al salto ostacoli a tutti quegli atleti che si vogliono o per diletto o anche per agonismo preparare per il progetto sport di Milano. Poi arrivano anche altri atleti che hanno bisogno, che hanno qualche piccolo bisogno particolare di salto tecnica, e allora io vi rendo disponibile anche per amicizia per queste cose. Sono molto contento di questa iniziativa perché do la possibilità a tutti di farsi seguire a titolo gratuito. Ho penso una discreta esperienza in questa campo. Direi proprio di sì. Più che discreta. Ho fatto anche il cavaliere, quindi porto anche le esperienze dirette. Quindi posso, perché io penso che questo... Da cavaliere, visto che alle spalle gentilmente si lasciano inquadrare da lì, stanno facendo un lavoro importantissimo, quello di ferrare i cavalli, li ringraziamo per aver accettato di farci la coreografia. E la ferratura del cavallo, quanto è importante? È molto importante la ferratura del cavallo, perché praticamente sono le basi dove il cavallo appoggia e spinge e si spinge verso l'alto. La ferratura è importante quanto l'alimentazione, forse più dell'alimentazione. Una ferratura sbagliata il cavallo la perché una ferratura sbagliata porta il cavallo alla fine. Parliamo sempre per gli ignoranti in questo caso, ma la ferratura del salto ostacolo in tutto il dressaggio completo cambia? No, non cambia sostanzialmente, perché il cavallo deve essere ferrato in piombo nel momento giusto, perché c'è la crescita dell'unghia, il cavallo va in campo e gli vanno rimessi i ferri, ma non c'è una grande differenza. Diciamo che nel completo c'è l'obbligo che i ferri abbiano i buchi per i ramponi, perché nel completo è quasi obbligatorio. Anche perché io chiedo all'amico che, ricordiamo come si chiama, che si presta a farci operatore, se vuole mostrare fuori il tempo come è girato adesso, che se andassimo a fare completo, altro che ramponi servirebbero, perché diciamo è l'ennesima giornata che ci siamo visti 2 minuti fa che teneva, adesso siamo tornati. Che siamo in un novembre caldo. Sì, e siamo in un diversamente massimo, per finire il ragionamento delle ferrature, mentre nel dressage non sono previsti i ramponi perché hanno sempre terreni di sabbia e livellati. Nel salto ostacoli invece qualche volta andiamo a saltare nell'erba. Ci sono dei campi, anche dei bei campi Piazza di Siena adesso, l'internazionale è stato fatto in erba e lì i ramponi erano essenziali, perché anche il clima stesso che c'è stato è più lungo, il cavallo sull'erba scivolerebbe. Visto che oggi questo stage qui al CED è rivolto ai piccoli, ha citato Piazza di Siena, chiaramente quando si parla di Piazza di Siena si parla di ostacoli, il nome che viene spontaneo è quello di Zorzi. Vede dei piccoli Zorzi in divenire? Basta cercarli e costruirli. Zorzi è stato un ragazzo con tutte le possibilità che si è appassionato ai cavalli e da lì, dai pony, i cavalli. Poi la fortuna di Zorzi è stata che ha montato molti cavalli, questo del cavaliere è molto importante perché fa molta esperienza e acquisisce delle sensazioni che un ragazzo che monta solo un pony sul cavallo non può avere, però anche lì può esserci il famoso talento. E stare proprio nei tecnici quando sono piccolini individuali, cercare di non perderli, cercare che si appassioni, perché oggi come oggi è più difficile che un ragazzino si appassioni a questo sport rispetto a una volta. Una volta io stesso avevo solo questo e per questo vivevo. Oggi come oggi un ragazzino ha 50.000 cose anche da pensare, già lo studio, i computer e tutti quanti gli altri sport. Una volta vivevamo proprio per andare a fare il concorso, e chi andava in concorso voleva dire che il concorso mi dava il concorso.
così come oggi è stato lanciato che forse si va già da subito, però ci sono anche molte possibilità di oggi sono tutte scalini Facendo il paragone tra due sport, che sono in casa di una medaglia olimpica come quella del Caroline Huntington, che è sempre giusto ricordare questo argento del più grande automobilismo competitivo della storia dell'equitazione italiana. Facendo un paragone tra due sport, abbiamo divertito insieme in questi giorni, tra l'altro, parlando di tennis, non c'entra nulla, ma proprio oggi c'era un derby tra due italiani, un importante torneo internazionale, un italiano è tornato tra i primi 10 delle classifiche mondiali, abbiamo tratto di piatto di cena, io, ma forse anche tu, insomma, siamo cresciuti guardando i Di Mancinelli. Cosa serve? Perché come nello sport, che dopo i Panati, i Barazzutti, gli Zuccarelli ha vissuto un periodo di crisi e adesso sta tornando ai vertici, anche l'Italia non sia soltanto, parlando appunto di Stato Stato, non sia soltanto soldi o aggiungendo appunto nel passato il progresso Huntington, ma anche di nuovo tanti programmi di museo, ma è una squadra, non un singolo. L'equitazione negli anni che io si è evoluta molto, quindi trovo che la qualità dell'equitazione in Italia sia cresciuta, tanto è vero che abbiamo dei cavalieri che sono dentro la edizione della mondiale. Io sono stato come quasi omonimo più avanti per esempio. Molto in gamba. Noi siamo andati e ci siamo accorti che dopo l'equitazione militare, perché i Viseo vengono ancora dalle vecchie scuole militari. Mio padre fece la seconda guerra mondiale a cavallo. E una volta l'equitazione era solo militare. Mio padre fece la seconda guerra mondiale a cavallo. In questi ultimi 50 anni una cosa non dico popolare perché a quei livelli è uno sport abbastanza oneroso, però si è allargata anche ad altre specialità, dove uno che è appassionato di cavalli può andare a cavallo, perché esistono 50.000 specialità in questo momento che permettono, penso quasi a chiunque, e con un sforzo economico normale di andare a cavallo. In occasione di un analogo stage fatto con i rotatori abbiamo parlato anche dell'altra parte del binomio, dei cavalli. Quindi abbiamo alle spalle uno, cavalli da salto stampe, oggi in Italia la situazione com'è? Triste perché vediamo che i Zorzi, i buoni cavalieri nostri, hanno dovuto approcciarsi a scuderie molto organizzate. Penso che Zorzi era a Hong Kong la domenica e il lunedì sera già era in Olanda a fare l'internazionale a casa propria, quindi hanno anche casa propria perché il concorso era a Valkenswaard, organizzato da Jan Tops, quindi gente che si muove come i privati che proprietari di cavalli, organizzazioni che non possiamo neanche immaginarci. Speriamo che anche in Italia un po' anche il fisco aiuti, perché il cavallo è ancora non è un lusso, è una passione e spesso sono sacrifici, ma comunque il cavallo non è un purtroppo è sbagliato perché non è un lusso ma è una passione e spesso un sacrificio. Mentre altre nazioni come la Germania e la Francia il cavallo è reputato un cavallo di compagnia, un animale di compagnia, e addirittura in Francia il Ministero dell'Agricoltura aiuta chi ha il cavallo da corsa. Quindi cosa che da noi non succede. Con questa speranza, grazie a Antonio Pivan, grazie al nostro operatore occasionale che ci ha gentilmente prestato, grazie a questo bellissimo fondo, anzi noi ci togliamo così lasciamo che le immagini si chiudono su chi lavora e difficilmente poi lo si vede, ma quest'oggi anche i rumori erano molto belli da sentire, perché questo è vivere il cavallo davvero a 360 gradi. L'invito come sempre è: questi video condivideteli perché è l'unica maniera per far conoscere i cavalli di equitazione anche a chi i cavalli e l'equitazione non li conosce. Grazie.